Buonasera ai telespettatori, eccoci arrivati alla settimana conclusiva verso questo appuntamento elettorale di fine marzo e siamo arrivati al penultimo appuntamento di Fatti Nostri, Governatore per un'ora, questo spazio che abbiamo dedicato in questo mese per confrontarci con i candidati presidenti della Regione Veneto. È uno spazio che abbiamo aperto per il confronto soprattutto tra la società e la società civile per i temi che ci stanno particolarmente a cuore, appunto con i candidati alla presidenza della Regione Veneto. Siamo all'ultima settimana e siamo anche ai candidati cosiddetti forti, diciamo così, i cavalli più quotati per arrivare alla carica di presidente. E vi ricordo già fin d'ora che noi seguiremo in maniera molto particolare queste elezioni nella giornata di lunedì e di martedì mattina in maniera particolare, dove vi daremo i risultati così man mano nel corso del pomeriggio. In serata faremo anche un'ora lunedì sera dedicata ai risultati di questa tornata elettorale, non solo per quanto riguarda le elezioni regionali, ma anche per quanto riguarda i comuni, in maniera particolare i comuni di maggior spessore. Ebbene, penultima puntata di Fatti Nostri, Governatore per un'ora. Io passo subito la parola, il microfono, anzi, a Edoardo Pittalis che ci ha accompagnato in questo percorso, che ci sta accompagnando. Domani sera avremo l'ultima puntata e saremo ancora insieme. Dunque a te, Edoardo, presentare il candidato di questa sera e gli ospiti che lo interrogheranno. Buonasera a tutti, il candidato di questa sera è Giuseppe Bortolussi, 61 anni, veneziano della provincia di Venezia, è nato a Gruaro, abita a Camponogara, ha un'esperienza politica come assessore comunale a Venezia, nella giunta che sarà fra poco riformata, ed è soprattutto un esperto di problemi sindacali, di problemi dell'imprenditoria, di problemi della società. È riuscito a portare una CGA, una Confederazione degli Artigiani, a livello non soltanto italiano, da far parlare perfino giornali americani ed inglesi sulla bravura di questa piccola confederazione che riusciva però ad azzeccare le previsioni e soprattutto a dirci dove la politica sbagliava, dove la politica avrebbe dovuto rimediare. Adesso si presenta come candidato per il centro-sinistra. Bortolussi, chi lo sostiene? Ma innanzitutto il PD, poi l'Italia dei Valori, poi abbiamo la lista, la Confederazione di sinistra, poi la lista Idea e Sinistra, Ecologia e Libertà. Solo nella provincia di Vicenza c'è Liga Veneto Autonomo, una liga storica che si rifà alla prima Liga di Rocchetta. Adesso presento subito i nostri ospiti, quelli che faranno le domande al candidato governatore. Abbiamo tra gli ospiti una varia rappresentanza, le famiglie, il mondo culturale, la scuola, il mondo del lavoro, quello dei giovani. Infatti i primi due in alto sono subito due studenti, uno è Mattia Gusella che è del coordinamento Associazione Studenti per le Università, l'altro proprio a sinistra, non posso dire con la barbetta perché tutti e due hanno la barbetta, Marco Zabai, coordinamento Rete Studenti Veneti. Poi abbiamo ancora in alto uno che cerca di portare le istanze del mondo dell'immigrazione, Kamel Layashi, è un imam della comunità islamica del Veneto. Ancora Michele Di Midio, che è presidente dell'Aggesh di Treviso, quindi dell'Associazione delle Scuole Cattoliche, e dal basso, sempre da sinistra, un sindacalista, Gregorio Loregian, della segreteria della CISL di Padova, un promotore di cultura, Claudio Bertorelli, che tra l'altro dirige il Festival dell'Accomodamento, il Festival della Cultura Veneta a Vittorio Veneto, e non solo Veneta. Poi ancora Marco Doria della Fondazione Carpinetum di Mestre, che cercherà di portare qui le istanze del mondo degli anziani, quindi di una
categoria ben precisa e presente nel Veneto, e infine a chiudere i nostri ospiti Andrea Piva, un dentista, ma qui in questa sede come presidente del forum delle associazioni familiari. Ma per capire subito chi è Giuseppe Bortolussi vediamo un profilo tracciato per noi dalla nostra Valentina Voi. Non si limita a collezionarli, ma li usa nella vita di tutti i giorni. Giuseppe Bortolussi possiede più di 2000 pezzi di design, piccoli e grandi, che sono sparsi in ogni angolo della sua casa a Camponogara, Venezia. E sono pezzi di design anche le tazzine in cui la moglie Mara offre il caffè agli ospiti. Solo linee curate per gli orologi che ornano la sala. Materiali ricercati per la poltrona di Ron Arad. Elementi frutto di una passione che dura da 30 anni e che inizia con la pittura moderna, per poi concretizzarsi nel disegno industriale. Librerie affollate da moderne suppellettili, ma non solo. Dalla letteratura francese alle riviste con le ultime tendenze in tema di arredamento, la lettura è un'altra delle grandi passioni di Bortolussi, che legge autori americani anche se la sua passione è l'Europa. Si definisce un francofilo, ma è rimasto affascinato dalla verde Irlanda. E il verde dei prati della campagna veneziana lo percorre spesso in sella alle due ruote. Non quelle dei motori rombanti, ma quelle ecologiche della bicicletta, che come tutti in paese sanno riesce a riparare da solo. È la sua macchina del pensiero, come la definisce lui stesso, dato che in sella riflette e inventa. Una casa vissuta, una famiglia numerosa. Bortolussi è sposato con Mara dal 1980 e ha 3 figlie tra i 25 e i 19 anni. Ed è la moglie a descriverlo in 3 parole o qualcosa di più. Molto attento, scrupoloso, disponibile e anche affettuoso con noi, con le figlie soprattutto, che se le godute tantissimo da piccole, però anche adesso, insomma, anche se sono grandi. È sempre molto attento e li vizia anche un po'. E sono proprio le figlie a preparare i biscotti che accompagnano la colazione di papà, rigorosamente a base di tè di cui è un grande estimatore. Beato tra le donne, gode della compagnia maschile del cane Toffi, anche se il suo preferito è il gatto Ernesto. In casa Bortolussi convive in modo pacifico un piccolo zoo composto da cane, 6 gatti e pure un acquario di pesci. E allo stesso modo nella sua abitazione coesistono stili e colori differenti. E nonostante non fumi, Bortolussi ci fa vedere come la fantasia ha saputo declinare in diverse forme un posacenere. Allora, Bortolussi, collezionista di design, amante della pittura, della lettura. Bertorelli, che cosa ci si può aspettare da un presidente così? Mi tocca l'esordio, forse la parte più difficile. Ho apprezzato questa visione della cultura del progetto, che probabilmente fa parte di una cultura trentennale o che, insomma, che dista nel tempo e di esperienza che avvicina Giuseppe Bortolussi a forse il tema che più può rappresentare il domani di questo Veneto. E infatti le domande che io avevo immaginato di porre a Giuseppe Bortolussi facevano riferimento ad una cultura ben più ampia che va oltre i temi ormai consolidati Ne facciamo una, del teatro, esatto. E, ho apprezzato il fatto di ritrovare nel suo programma la citazione che lui nel momento in cui diventerà governatore si spenderà per la candidatura del Nord-Est a Capitale Europea della Cultura 2019. Trovandomi io, grazie ad altri, coinvolto in questa cosa, ho un forte interesse a chiedere a Giuseppe Bortolussi come intenderà procedere concretamente nei numeri e nei fatti rispetto a questo tema. Io credo si sia creato nel Veneto finalmente un'attenzione per le sue potenzialità. Il discorso delle Olimpiadi ha proprio creato questo. Alcune città si sono messe a tavolino e hanno capito che hanno delle autentiche potenzialità, delle autentiche possibilità per le Olimpiadi del 2020. Questo ha fatto sì che sia fatta una specie di conto di quello che abbiamo e che possiamo spendere. Parlo di risorse, ma parlo anche di infrastrutture e quant'altro. Questo è molto utile per l'Expo del 2015 di Milano, per portare qui la gente a vedere che cos'è il Veneto, ma soprattutto per il 2019, per diventare la capitale europea della cultura, ma non solo Venezia. La mia intenzione sarebbe di fare anche qui un qualcosa di diffuso, che coinvolga tutto il Veneto. La mia convinzione profonda
è che il Veneto, se fosse uno Stato, se la giocherebbe alla pari con nazioni tipo Francia, Germania, Inghilterra dal punto di vista culturale. Perché? Perché ha una letteratura di grande vaglia, una letteratura potente, perché ha una pittura che è ancora più significativa, perché ha una scultura di grande E pregio. non a caso proprio in questo momento ci sono delle mostre eccezionali, Certo. da Cima a Giorgione ad altri grandi vede, c'è un dell'arte. problema, che il Veneto si sottovaluta ed è sottovalutato per questo. La pittura veneta è una delle principali pitture, si parla della pittura fiamminga, raramente si parla della pittura veneziana, ma la pittura veneziana sta alla pari di quella fiamminga, sta alla pari di quella fiorentina e romana. Dopo, la cosa che il Veneto ha soprattutto, ha un grande teatro, una grande tradizione teatrale, ma la cosa che ha più di tutto e che alza il suo livello certamente è il patrimonio architettonico, la sua cultura architettonica. Quindi tutto il Veneto ha questo lo deve far conoscere, lo deve far valere. E quando noi parliamo di turismo, parliamo del paesaggio stupendo che ha il Veneto, nei chilometri quadrati del Veneto non c'è nessuno che ha la varietà e le bellezze del Veneto nel mondo, bene, la cosa principale però è la nostra cultura che dobbiamo far conoscere di più. Ecco, come cultura, Zabai, un giovane che cosa pretende dalla cultura, per la cultura da uno che si propone di diventare il presidente di una regione? Beh, all'interno della cultura si identifica anche il mondo della scuola, che è un mondo che in particolare sta avendo sempre più responsabilità a livello regionale, appunto. Quello che volevo chiedere al candidato governatore era, si parla molto di diritto allo studio nei termini di comodato d'uso per i libri di testo, buoni di trasporto per gli studenti. Ecco, secondo la mia associazione, bisognerebbe far rientrare tutti gli interventi che riguardano il diritto allo studio in una legge quadro regionale sul diritto allo studio, che manca nella nostra regione, vuoi per una disattenzione, vuoi perché non se ne è mai parlato. Quindi la domanda che volevo fare era appunto, pensa che possa essere una proposta valida? Ma guardi, io sono uno che appunto la collezione l'ha creata, la sta creando per mettere a disposizione del pubblico. Lo scopo è didattico e arrivo subito a risponderle, perché è impossibile che in Italia, oltre alla Triennale di Milano, non ci sia un museo del design dove un giovane, e ci sono le scuole di design, possa andare a vedere un pezzo originale, possa copiarlo, fotografarlo, studiarlo, toccarlo. Paradossalmente c'è tutto al MoMA, quindi l'arte, il design italiano è tutto in America. Esatto. Io, tra l'altro, nella mia collezione c'è molto anche del design straniero, giapponese, americano, inglese, tedesco, francese. Credo di avere una collezione che il MoMA sa che vantaggio ha. Ha il vantaggio di avere tanti produttori che gli fanno i regali. Io purtroppo con molta calma me li sono comprati. Spero che arrivino anche quelli. Vede, lo scopo è proprio didattico, antologico didattico, di avere tanti pezzi. Io sono convinto, vede, che questo Veneto si sottovaluti anche nella cultura. Per anni abbiamo sentito che i veneti sono ignoranti, poi si scopre con quello studio fatto dal Pisa che non è vero, i friulani sono primi e i veneti secondi. Ci vorrebbe più orgoglio anche nella cultura, bisognerebbe veramente investire di più l'orgoglio di essere veneti che passa attraverso la cultura, attraverso il primeggiare nella cultura. Noi abbiamo un'università stupenda che tutto il mondo ci invidia, è un grande orgoglio aver studiato a Padova, bisognerebbe però che gli investimenti permettessero anche qui a Padova di avere dei campus scolastici, di avere più residenze per gli studenti, per il resto, per le biblioteche, per queste cose, per quello che conosco io di economia e di diritto, Padova è veramente all'avanguardia. A proposito di Padova, ogni candidato qui si è presentato con uno sponsor. Lo sponsor di Bortolussi per Padova è un po' speciale, è il sindaco Flavio Zanonato, il servizio della nostra Michaela Faggiani. Flavio Zanonato, sponsor di Giuseppe Bortolussi. Perché votare Bortolussi? Perché è una persona che davvero tiene al Veneto. Intanto ha dedicato tutta la sua vita a raccogliere dati e a conoscere la realtà dei veneti e quindi conosce bene come funziona tutto il sistema della piccola e media impresa, conosce bene il mondo dell'agricoltura, è sempre stato vicino agli imprenditori
e poi perché ha elaborato tutta una serie di posizioni che vanno nella direzione federalista, non a chiacchiere come succede adesso, no? Che si parla di federalismo qui e si danno sempre più soldi a Roma e a realtà che sono fallimentari e catastrofiche, ma ha formulato proposte che vanno nella direzione di proteggere i nostri imprenditori, di difendere i nostri lavoratori e di potenziare la nostra regione. Che rapporto c'è tra Flavio Zanonato e Giuseppe Bortolussi? Ma ci conosciamo da tanti anni, siamo amici, abbiamo fatto cose insieme. Recentemente, prima di candidarsi, ha offerto alla città di Padova una straordinaria collezione di design e lui praticamente ha speso tutti i suoi soldi nell'acquisto di opere di design, poltrone, sedie, lampade, e avremo a Padova uno straordinario museo, ma più in generale, insomma, ogni qualvolta è stato necessario avere da lui un appoggio concreto per il comune, questo è arrivato sempre in modo disinteressato, molto preciso, molto franco, molto sincero. Che cos'è che ha in più Giuseppe Bortolussi rispetto agli altri candidati, se dovessimo dire una cosa? Beh, a me pare anche una persona particolarmente simpatica e alla mano, non è mai formale nei rapporti e quando stabilisce un rapporto con una persona si percepisce che ci tiene e che è un rapporto serio. Non è, tra virgolette, un politico, nel senso di chi davanti ti sorride e poi si disinteressa. Questo è un modo un po' negativo delle volte di fare politica. È una persona a tutto tondo, cioè quando parla con qualcuno si sente che poi avrà a cuore anche i problemi di questa persona. Una curiosità, Bortolussi, come mai Veneziano fa finire la collezione a Padova? Guardi, il mio rapporto con Padova è un rapporto straordinario, la considero la mia città, ma soprattutto perché io l'ho offerta per ben 2 volte all'allora sindaco Costa, che per valutazioni sue, rispetto alle quali non ho niente da ridire, ha detto che non interessava. Forse non abbiamo approfondito, fatto sta che il sindaco Cacciari, di cui sono stato assessore, ha insistito più volte che la portassi almeno in parte a Venezia, dove avrebbe una collocazione stupenda, dove avrebbe milioni di turisti che la possono visitare. Però c'è una cosa di mezzo, avevo dato la mia parola a Flavio Zanonato. E quindi è rimasto, ecco perché quindi dice che è un politico atipico anche sotto questo profilo. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco, grazie. Diceva Zanonato, Bortolussi conosce i problemi dell'imprenditoria, dell'agricoltura, dell'economia veneta. Loregian, è importante in questo momento un presidente che conosca bene i problemi dell'economia. Cosa succede nel Veneto? Sì, io penso e credo che oggi con la crisi che è arrivata ma che continuerà purtroppo nel nostro territorio, la mia domanda specifica appunto al Presidente che volevo fare è proprio questa. La Regione, sotto l'aspetto della ricerca e lo sviluppo di questo territorio veneto, parlando di artigiani, di piccole e medie imprese, qual è la ricetta, qual è lo stimolo che un Presidente della Regione deve dare per trovare anche delle alleanze sia con le parti sociali, sia con le parti imprenditoriali e anche con le parti politiche? Guardi, è di questi giorni un discorso che ha fatto proprio la CISL che mi trova perfettamente d'accordo. C'è un'emergenza lavoro, stiamo uscendo dalla crisi dal punto di vista produttivo, il Veneto probabilmente quest'anno crescerà dell'1,1, 1,2, 1,3%, qualcosa come 0,1, 0,2 più di livello nazionale, ma è poco. Il problema rimane la grande coda occupazionale che durerà probabilmente 1 anno, 2 ancora. Fine 2009 avevamo il 4,8 di disoccupazione, probabilmente arriveremo al 6, che è una cosa grave. Allora, la CISL propone una cosa per affrontare questa emergenza, i contratti di solidarietà, ed è una cosa molto intelligente e molto acuta che io condivido, cioè condividere il lavoro che si ha tra quelli che si è in quell'azienda
e questa è una cosa intelligente ed importante. Io oggi ho fatto una conferenza stampa proponendo il discorso dell'aiuto alle piccole imprese, soprattutto i lavoratori autonomi, il 70% di loro lavora da solo e quando chiude l'azienda perché non ha più lavori, di solito è anche indebitato perché ha tentato fino all'ultimo di farcela e quindi anche loro hanno bisogno magari sperimentalmente, magari di un piccolo aiuto perché possano ritornare a lavorare, magari quel periodo giusto per fare formazione e quindi reimparare il loro mestiere o un altro mestiere. La cosa poi più importante, secondo me, è la terza, è quella che una cosa è l'emergenza, una cosa è lo sviluppo. Non c'è sviluppo senza impresa, il Veneto doveva fare di più per le imprese, siamo anche in crisi per questo, e allora vi leggo due dati, ve li leggo per non sbagliare, ma anche perché vediate che è una citazione seria. Vedete, bilancio preventivo del Veneto 2005-2010, io leggo sviluppo del sistema produttivo delle piccole e medie imprese. In 5 anni il calo è stato di finanziamenti di investimento del 35,2, meno 35,2. Poi vado a vedere agricoltura e sviluppo rurale, meno 28,8. Turismo, prima regione turistica d'Italia, il Veneto, meno 24,6. Commercio, vedo meno 43,3 in 5 anni. Commercio estero, promozione economica e fieristica, meno 52,4. Ma dove sono finiti questi? Sono finiti in altre cose, ci sono delle cose che anche hanno il segno più, cose importanti come per esempio la tutela della salute, ma vede, ma siccome l'impresa è quella che con i lavoratori, perché sono l'altra faccia della stessa medaglia, mi spiego, sono due facce della stessa medaglia, se non tira l'economia, se non si produce ricchezza, poi è difficile anche che la gente consumi, che la gente paghi le tasse. Quindi io intanto imputo questa cosa, non è stato lungimirante dal 2005 al 2010 prevedere un calo delle risorse e degli investimenti. Poi dopo dico che il Veneto dovrebbe coltivare meglio quella che è la sua vocazione. Il Veneto è una regione che è già dentro la green economy, non se la deve inventare, non è un discorso elettoralistico, non è un discorso da libro dei sogni. Il Veneto è già una green economy, basta che abbia un obiettivo strategico, si coltivi, non metta la centrale nucleare o il termovalorizzatore, ma utilizzi le fonti di produzione di energia alternative, rinnovabili, basta che valorizzi la sua autentica propensione all'ecologico. Il Veneto è la seconda regione per raccolta differenziata, ma la prima è il Trentino, quindi è la prima delle grandi regioni. Produce in media 60 kg di rifiuti meno della media nazionale, 180 meno della virtuosa Emilia-Romagna e 200 meno dell'ecologica Toscana. Il Veneto ha una vera vocazione nell'economia verde, grazie al suo territorio, grazie a quello che produce, è praticamente l'economia, la regione che produce più prodotti DOP e IGP. Quindi questo è il Veneto, una economia di eccellenza, un'agricoltura di eccellenza, assieme al nostro produttivo che sta subendo dei colpi, può dare veramente futuro e lavoro alla gente. Bortolussi, passiamo a un altro problema, dai disoccupati a un'altra fascia debole che cerca protezione, gli anziani. Doria. Sì, la nostra regione, così come in generale il nostro paese, è una regione che sta progressivamente e rapidamente invecchiando. In Veneto un residente su 5 ha più di 65 anni e in termini assoluti stiamo parlando di circa 1 milione di persone, un terzo dei quali hanno più di 80 anni. I 65 anni di oggi hanno un'attesa di vita di circa altri 20 anni e in un momento congiunturale economico come quello attuale, sempre più persone, in particolare gli anziani, che rappresentano una categoria vulnerabile, vanno a ingrossare le fila delle fasce povere. È logico quindi, a mio parere, considerare questi come dei soggetti nei cui confronti è necessario improntare delle azioni strutturali di sostegno e delle politiche sociali mirate. Una recente indagine ha evidenziato che le famiglie italiane sono lasciate sole, nel senso che sono meno aiutate dalle politiche sociali, per cui sono sovraccaricate di responsabilità per quanto riguarda l'assistenza ai propri membri più deboli. Fortunatamente in loro aiuto, anche se non basta, si pongono le organizzazioni di volontariato.
Quindi volevo chiederle qual è il suo progetto, qual è il suo orientamento relativamente alle politiche di assistenza nei confronti degli anziani che sono in condizioni economiche meno abbienti o in condizioni di disagio sociale, e in particolare qual è il suo progetto o qual è la sua idea per quanto riguarda gli alloggi protetti tipo il Centro Don Vecchi, di cui io sono consigliere della fondazione che li gestisce. Guardi, comincio da questo. In Veneto, poco prima delle elezioni, è stato tolto l'addizionale dello 0,5. Si pagava l'1,4 per i redditi oltre i 29.500 euro, corrispondeva a 130 milioni di euro circa, questa addizionale. Io ero del parere di mantenerla per i redditi al di sopra dei 40-50 mila euro, perché ritengo che in Veneto sarebbe stato accettato da questa gente che ha più di 40-50 mila euro una sorta di tassa di scopo, una tassa di solidarietà che sarebbe andata proprio a quelle persone di cui parla lei, in particolare i non autosufficienti, dove il Veneto, io sono onesto, fa molto, dove per esempio il Consiglio poco prima di decadere ha approvato 15 milioni di euro in più grazie all'intervento soprattutto del centro-sinistra, ma non basta. Se noi avessimo mantenuto quell'addizionale avremmo avuto 60-70 probabilmente milioni di euro in più da dedicare a questo, e questa è autentica civiltà. Vede, uno con 40-50 mila euro può permettersi di pagare 200-300 euro in un anno per risolvere questo problema, perché una famiglia che è non autosufficiente in casa è una famiglia distrutta, economicamente, moralmente, psicologicamente, distrutta. Vede, anche qui io conosco Don Armando Trevisiol e ce ne vorrebbero almeno altri 20-30, altri forse 100 di Don Armando Trevisiol. Se voi andate a visitare, e io invito ad andarlo a visitare, perché io quando ci sono andato, non lo sapevo, sono stato colpito, è un albergo 4 stelle. 4 stelle dove va la gente umile, senza differenze, non chi ha pagato o chi ha da pagare, e quindi è una realtà da vedere, da capire e da aiutare. Io, per quanto ho potuto, da assessore al Comune di Venezia, mi sono preso in mano un problema che era fermo da 4 anni e in 6 mesi l'ho avviato, non è risolto, che è quello del last minute market, cioè di recuperare dai ipermercati, dalla grande distribuzione, soprattutto le cose che sono in scadenza, e Don Armando è un'organizzazione molto efficiente. Naturalmente c'è anche la Caritas di mezzo, per quanto riguarda il centro storico di Venezia, problema, cosa, proprio per fornire a queste organizzazioni cibo, materiale per poter... Bortoluzzi, quanti sono i poveri nel Veneto? Perché Quanti sono? I poveri nel Veneto. Guardi, non le so dire il numero, perché vede, sono praticamente una media che è come il resto del paese, tra il 10 e il 12%, perché vede, dipende da come si considera, se è la nuova povertà, che può essere anche di uno che fa magari l'insegnante con uno stipendio solo e 2 figli, è un nuovo povero. Mi spiego? Quindi io sto più attento a fare queste cose, così come ho fatto per il Don Vecchi, ho tentato, ho avviato, ho cominciato perché sapevo che mancavano pochi mezzi. Io invito la gente ad andare a Mestre, naturalmente col permesso di Don Armando Trevisiol, a visitare queste sue realizzazioni. Io sono stato molto colpito, c'è quello da fare, quello è il volontariato vero, ma non basta, come non basteranno le badanti. Molti si illudono che le badanti risolvano il problema. Scusi, ne parliamo tra poco, ci fermiamo per la pubblicità. Grazie. Bentornati in studio con Governatore per un'ora. Il nostro ospite di questa sera, il candidato, è Giuseppe Bortolussi, candidato alla presidenza della Regione per il centro-sinistra. Diceva prima, a una domanda di Doria sugli anziani, parlava Bortolussi delle badanti, l'altro problema. Vede, questa illusione che la soluzione passi per le badanti, come se le badanti fossero a nostra disposizione. Non siamo noi che le chiamiamo, solo loro che vengono. Mi spiego meglio.
Verrà un giorno non molto lontano, quando si svilupperà la loro economia, che non verranno più e noi ci troveremo a non aver risolto un problema che diventerà in quel momento una grave emergenza sociale, cioè un problema drammatico. Vede, le case di riposo, l'aspetto alberghiero costa sui 1.600 euro, l'aspetto sanitario costa altri 1.600, 1.700, 1.800. Mi dica, una parte ne paga la regione, una parte ne paga la famiglia. Lei mi dica quale famiglia normale può togliere dal suo bilancio 1.600-1.700 euro al mese. Qui bisogna trovare veramente una soluzione alla Don Armando Trevisiol, alla Don Vecchi, dove ci sia il volontariato, dove ci sia la capacità di fare, dove ci sia la capacità di guardare avanti. La domanda che la faccio fare subito da Andrea Piva, che è presidente del forum dell'Associazione delle Famiglie, quindi chiamato in causa. Ecco, allora io effettivamente ero molto stimolato da quello che stava dicendo, perché credo che una soluzione possa proprio stare nella famiglia. Nel nostro paese la famiglia è vista come una realtà debole che sta passando una grossa difficoltà, invece noi siamo convinti, l'associazionismo familiare che rappresento, siamo convinti che la famiglia sia una risorsa per il nostro paese e la ripresa deve passare attraverso le famiglie. Ad esempio questi numeri che lei stava portando, dove abbiamo visto che i costi per gestire un anziano in una casa di riposo sono sui 3-4 mila euro al mese. Che cosa costa sostenere una famiglia anziché con un assegno di 200-300 euro, di 1000-1200 euro una regione? Forse è un risparmio, io dico. Ecco, dovremmo avere il coraggio di investire di più nella famiglia. Alcuni dati riportano ad esempio che proprio le cure gestite all'interno di una casa di riposo o all'interno delle mura domestiche vengono abbattuti i costi perché probabilmente c'è la maggiore attenzione da parte dei familiari o della domestica o della badante che in quel caso segue l'anziano che può essere allettato o più o meno autonomo. Ecco, quindi credo che ritenete anche voi o ritiene lei di poter fare delle scelte concrete in questo senso all'interno del vostro programma o come progetto per i prossimi anni? Io sono già su questa linea. Ho iniziato io il discorso proprio perché sono convinto che questa sia la strada, perché conosco anche delle realtà dove c'è l'operaio che è rimasto a casa perché prendeva 1.200 euro e così ne risparmia almeno 600, perché ne doveva pagare 1.800 che non aveva. E quindi, vede, è questo il discorso, ci vuole una cultura diversa anche per l'anziano, visto che stanno aumentando per fortuna gli anziani, vuol dire che hanno una vita più lunga, vuol dire che possono, e stando in famiglia certamente stanno meglio, ma la tragedia che c'è in una famiglia dove mancano le risorse o quando uno diventa non autosufficiente, che distrugge una famiglia, distrugge il futuro, ha bisogno di maggior sensibilità da tutti, perché noi parliamo in generale di anziani e io sono d'accordissimo con lei, è quella la strada. Non riusciremo mai a fare tanti posti letto in case di riposo, che tra l'altro possono essere per anziani di un tipo particolare, non per tutti. Non è neanche giusto, non è neanche bello pensarlo, vede? E allora bisogna dare questi soldi alla famiglia, perché solo la famiglia è in grado in qualche misura di capitalizzare, di fare in maniera che quelli bastino e a volte magari ne avanzino, perché no, per la famiglia. E quello è un aiuto vero alla famiglia. Ma vede, il problema è anche quello di considerare quella piccola parte di non autosufficienti, perché tutti pensano che il mondo vada avanti così, che siano solo giorni belli. Purtroppo ci sono anche quelli e uno, quando gli succede questo, è solo in questo paese e non è giusto. Posso una piccola riflessione anche sull'altro dato che lei mi dava di questa addizionale che è stata tolta, no? Sì. E diceva il tetto dei 40.000 euro è un tetto di 40 o 50. Ecco. Ritiene che sia giusto invece in quel tetto andare a vedere quanti figli ci sono in quella famiglia, cioè qual è il numero di componenti di quella famiglia? Perché secondo lei è una famiglia ricca, una famiglia con un reddito di 40.000 euro e 6-7 figli? Certamente bisogna considerare questo, ma non è ricca neanche con 3-4 se è per quello, se li fai studiare come è giusto, come è normale oggi. Vede, poco prima che scadesse la legislatura e che il Consiglio sospendesse i suoi lavori è stata bocciata una legge sulle famiglie numerose. Io quella legge ho detto che simbolicamente è il primo atto che farò, se non da governatore,
comunque da capo dell'opposizione o da semplice consigliere, perché vede nel Veneto la famiglia, in particolare quella numerosa, perché il Veneto ha una caratteristica, ha famiglie un po' più numerose della media del centro-nord, simili a quelle del meridione, per la sua tradizione agricola, per tanti motivi. Fatto sta che questa famiglia va aiutata, è stata bocciata quella legge. Io è la prima cosa che simbolicamente chiederò di ripresentare. Ecco, dalle badanti alle maestre d'asilo, alle insegnanti. Dimmi Dio, cosa vuol chiedere? Buonasera. Allora, nei vari spot pubblicitari che stiamo vedendo in TV o ascoltando per radio oppure attraverso i volantini, ahimè, constato che si parla poco di cultura ma molto poco di scuola. E quando parliamo di scuola io vorrei sottoporre il discorso sulla libertà, perché purtroppo ormai non è garantita una libertà del conoscere, del sapere, dello studiare. Mi spiego meglio. Abbiamo oggi in Italia la scuola statale e per fortuna la legge del 62 del 2000 ha previsto anche il riconoscimento delle scuole paritarie, cosiddette private, che private non sono. Allora, lo Stato, finché parliamo di scuola materna, dove è totalmente paritaria, ormai al 92%, aiuta, ma aiuta molto, ma molto lentamente e anche con aiuti molto bassi, chiamiamoli così. Mentre se poi passiamo alle scuole elementari, scuole medie, scuole superiori, non si parla di nessun aiuto. Noi in Veneto abbiamo un'isola felice, cioè il cosiddetto buono scuola. Ora, io le domando, come si pone lei, il suo schieramento, di fronte al garantire una vera libertà di scelta, un vero principio di libertà nel conoscere, nel sapere e non di avere solo una scuola unicamente statale? Bene. Ma guardi, io di solito non prometto e mi dispiace che questo colloquio avvenga in periodo preelettorale, perché non mi piace promettere, però le cose che ho detto sono cose che credo e a cui ho già lavorato in parte e a cui lavorerò. Vede, per quanto riguarda la scuola, ho avuto incontri con le vostre associazioni. La cosa che salta subito all'occhio non è tanto il discorso che lei mi fa della libertà, ma dell'autonomia. Poi dopo uno fa quello che crede. Quindi io sono per l'autonomia. Poi sono per un discorso che è economico, vede, che si passi dal contributo al finanziamento, perché non è possibile questo discorso di dover andare sempre a programmare la fine dell'anno e andare col cappello in mano aspettando il rifinanziamento con l'assestamento di bilancio. Io sono per un discorso chiaro, anche se non sarò io a farlo, spingerò perché venga fatto, perché è anche un discorso importante per, voglio dire, per la dignità di chi ci lavora, di insegnanti che devono sapere e di chi porta i figli a scuola. Quindi io non ne faccio una questione, perché tra le paritarie ci sono anche quelle comunali, ci sono le cose, quindi per me è una questione di autonomia. Siccome tra l'altro sono un moltiplicatore virtuoso, nel senso che queste scuole paritarie spendono molto meno di quello che spendono quelle pubbliche, cosa vogliamo nelle realtà dove queste sono l'unica presenza a creare l'emergenza sociale? Se queste non hanno i finanziamenti, chiudono, cosa succede? Che interviene lo Stato spendendo 3-4 volte con i soldi che non ha? Quindi un discorso corretto sarebbe stato da fare già prima. Dimmi quanti finanziamenti ti dai e io mi regolo, no il contributo col cappello in mano. Poi c'è tutto il discorso della scuola professionale dove si fanno i bandi annuali e il corso è triennale. Ma scusate, ma in che paese siamo? Questo lo dico solo per una questione di dignità. Lo stesso insegnante che insegna a quella scuola, cosa va a dire poi ai suoi studenti arrivati al secondo anno, che il terzo non lo fanno? Cos'è che succede? Restiamo nella scuola, Dimidio, può passare il microfono a Mattia Gusella, dalla scuola all'università. Però mi piacerebbe sapere se è soddisfatto della risposta. Scusa, perché vedevo che... Dottor Bortolussi, chiedo scusa, io stavo intervenendo appunto su questo, ma io ho voluto darle questa possibilità. Involontariamente lei ha risposto effettivamente alla mia domanda, perché la mia domanda non voleva essere così terra-terra per parlare volgarmente solo e esclusivamente di soldi, ma voleva appunto capire la sua disponibilità dello suo schieramento di fronte a un effettivo impegno. Mi sembra di capire che questo c'è. Grazie. Ecco, adesso passiamo all'università, un altro settore abbastanza critico in questo momento, con molti problemi. Gusella, cosa vuoi chiedere?
Buonasera, si è parlato prima di università come un elemento strategico. Per avere un Veneto primo in Europa, credo che sulla formazione universitaria sia inevitabile investire. Sulla formazione universitaria ma anche sull'accesso all'università. In Veneto abbiamo una copertura delle borse di studio che è del 90% circa, 10 punti percentuali al di sopra della media nazionale, però al di sotto di altre regioni, quindi sicuramente si può fare di più. Volevo sapere, in termini di finanziamenti di borse di studio, quindi di copertura totale di borse di studio, come si pone? In secondo luogo, qual è il suo parere rispetto ad altre formule di erogazione monetaria per garantire l'accesso agli studi, come per esempio i prestiti fiduciari? Allora, la risposta tra poco, prima la pubblicità, aspettate. Nuovamente in studio con Giuseppe Bortolussi, la trasmissione è quella che vedete scorrere, governatore per una sera. Bortolussi deve rispondere allo studente universitario Mattia Gusella, che parla di borse di studio, di prestiti fiduciari, di futuro soprattutto. Guardi, sul prestito fiduciario nessun problema, è nel mio programma, ci credo profondamente, è una chance che bisogna dare agli studenti, è una chance che bisogna dare ai giovani, perché tutti parlano dei giovani e del futuro. Bisogna parlare anche del presente, questi sono i problemi che hanno gli studenti, trovare casa, pagare l'affitto spesso alto e esoso, bisognerebbe fare in maniera che ci fossero più investimenti per quelli che una volta si chiamavano pensionati studenteschi, adesso si chiamano case dello studente, non so come si chiamino, perché è giusto, perché noi abbiamo una grande tradizione universitaria, abbiamo perfino il turismo scolastico, perché quando ho studiato io venivano da tutta Italia e mi risulta che ancora adesso vengano da tutta Italia, perché Padova è un'università seria, lo è anche Verona, le nostre sedi sono serie e la gente viene da tutta Italia. Io conoscevo gente che veniva da Milano, da Torino per studiare meccanica qui o per studiare fisica qui, oltre che giurisprudenza. Quindi agraria, medicina, è una grande chance, una grande potenzialità che i veneti hanno. Quindi il discorso del prestito, d'accordo, il discorso di più stanze perché possa diventare questo studio residenziale, ma soprattutto io dico un'università che faccia magari, perché tutti sono gelosi delle loro università, le hanno conquistate con le unghie e coi denti e non le cederanno mai, ma almeno metterle in rete, almeno fare in maniera che sia un sistema che è forte rispetto al resto d'Europa, perché il Veneto non è più una regione marginale, il Veneto è il centro dell'Europa, è cerniera dell'Europa, in mezzo il corridoio 1 e il corridoio 5. Il Veneto ha queste grandi chance, queste grandi possibilità e la garanzia di futuro è data dalla ricerca, dallo studio e dall'università, dove noi non siamo ultimi, noi siamo tra i primi in Italia, occorrerebbe investire di più. Sulle borse di studio sono d'accordissimo, tanto che se non ci sarà la possibilità di portarla al 100% con i fondi della regione, mi darò da fare personalmente, com'è nel mio costume, nel mio stile, per raccogliere fondi tra imprenditori, tra professionisti, per colmare questo 10%. Adesso sentiamo cosa chiede la gente al futuro governatore della regione nel servizio di Cristina Pagnini. Le chiederei che trovasse un po' di lavoro per la gioventù, cominciando da mia figlia che ha studiato e non siamo una trovazione precaria. Quindi il lavoro? Lavoro, tutto là. Troppi musinesi, chiamo io, cioè, troppi che non fanno niente. Questo? Troppi stranieri? Eccolo, esatto, questo qua. Tutti che allungano la mano. Manca lavoro e la crisi deve ancora arrivare. Quindi che cosa chiederebbe? Di non parlare sempre per niente, ma fatti e basta. Siamo qui che proviamo a lavorare e diciamo che l'impulso, se la politica può dare un impulso, credo che sia importante. Ecco, Meno burocrazia, sicuramente. Meno burocrazia, prima cosa. Un sistema più efficiente? Più veloce, più efficace, più alla portata della gente. La gente non sa neanche a cosa serve la regione. Che funzionassero sicuramente meglio i trasporti pubblici. Poi per il resto sì, che le cose funzionino in modo sempre più fluido, soprattutto per il cittadino. Essere più tutelati
sui lavori diciamo che vengono commissionati e retribuiti. Lei è imprenditore? Esatto. Nessuno che ci segue sulla sicurezza della commessa portata a termine. Tutto qua. Cioè si fa poco per le imprese e vorrebbe qualcosa di più. Esatto, che la gente che non paga è sempre più numerosa e non siamo tutelati in nessun senso. Non c'è niente da tenere e rifare tutto quanto nuovo. Tutto da zero? Tutto da zero, sì. E da dove partiamo? Da là, l'ufficio delle entrate. Quindi le tasse? Soprattutto. Non per tutte le categorie, ma sicuramente per i pensionati che in questo momento di crisi sicuramente non vanno avanti. Quindi bisogna tagliare un po' le tasse? Sicuramente, soprattutto delle categorie favoreggiate, tipo i pensionati e tanti operai sicuramente. Si chiede un po' di garanzia, di sicurezza da parte del Presidente. A parte che anche se sembra quello uscente ha fatto un buon lavoro, secondo il mio punto di vista. Quindi continuare il lavoro di prima? Continuare, perlomeno non abbandonare. C'è qualcosa che vorreste chiedere al nuovo Presidente? Guarda, mi mandaria via tutti e comandare noi altri che siamo poveretti. Allora, avete sentito, la gente chiede di tutto, lavoro per i giovani, trasporti, tutto da rifare, mandare tutti a casa. Una precisazione volevo fare, quel signore che dice che c'eravamo coi musineri, probabilmente non è informato che negli anni 50 i veneti e i friulani morti a Marsinelli venivano chiamati dai belgi esattamente musineri. C'è sempre un sud più al sud del sud, diceva Sciascia, quindi è il nostro problema. Ma chiamiamo in causa subito sull'immigrazione la Yashe. Ecco, buonasera. Io ho l'onore di così rivolgermi a lei, signor Giuseppe Bortolussi, perché è noto che lei è una persona di cultura che si è occupato e si occupa ancora di economia, di agricoltura, ma lei si sente così preparato per affrontare un tema così complesso come l'immigrazione. Oggi parliamo di circa 460.000 persone regolarmente soggiornanti nel Veneto, di cui all'incirca 80.000 alunni stranieri nelle scuole del Veneto. Fino adesso si è parlato di immigrazione solo in chiave di ordine pubblico e di sicurezza. Lei se la sente di impegnarsi come oggi candidato, ma anche domani eventualmente come presidente, per avviare dei progetti di inclusione sociale e di percorsi di cittadinanza per non creare questa guerra tra poveri? Io, guardi, ho molto da imparare, di solito sa come imparo, parlando con la gente che ha i problemi, sono loro che mi insegnano come risolverli. Io cerco di razionalizzare quello che loro mi insegnano e mi dicono. Io mi sono occupato di immigrazione da molti anni, proprio perché dirigendo un'associazione che cura gli interessi delle piccole imprese, e come saprà abbiamo un 20% ormai di piccoli imprenditori che sono extracomunitari, come si dice con brutta parola, o stranieri, perché ci sono anche comunitari che Quindi sono la percentuale di piccoli imprenditori è superiore alla percentuale degli Sì, immigrati sulla ma popolazione. perché ci sono anche delle anomalie strane, per esempio vede, i primi sono i cinesi come numero, i secondi sono gli svizzeri in Veneto, una cosa che devo ancora studiare e capire. Comunque ce ne sono molti che provengono dal Marocco, dalla Serbia, dal Montenegro, nell'edilizia, poi ci sono le specializzazioni, il pane, le pizze sono egiziani, perché c'è tutta una cosa. Io ho avuto anche l'onore delle prime pagine del Corriere della Sera proprio per un'indagine fatta sui cinesi, proprio per una fatta con l'Università la Cattolica di Milano, per esempio, su tutto il sistema della panificazione delle pizze con gli egiziani, quindi è un problema che conosco da quel lato là. Ma l'integrazione, vede, nel Veneto è passata certamente attraverso il volontariato cattolico e le parrocchie, ma c'è un fatto molto importante, attraverso i nostri campanili, le nostre piccole realtà. Vede, le quote le chiedono i grandi imprenditori, ma poi sa dove va a lavorare la gente, che è molto importante per l'integrazione, perché la Caritas nel 2007 dice che la maggiore integrazione c'è nel Veneto e in provincia di Treviso, perché dipende dal lavoro che uno fa, da quanto tempo ci lavora in quel posto, dallo stipendio che tira, dal fatto che i figli vadano a scuola. Allora questa integrazione nel Veneto, con tanti mal di pancia, con tante cose ancora da risolvere, ma c'è.
e c'è soprattutto perché la gente lavora in queste piccole imprese che sono sparse nel territorio e allora non si sono creati i ghetti. E quando è successo quello che è successo a Milano, quei fatti, ho sentito Bossi, e nessuno gliel'ha rimproverato, è passata come cosa, rispondere che la sicurezza si risolve con l'integrazione. Bella forza, c'è qualcuno che lo pratica da oltre 20 anni e c'è quello che lo dice fuori tempo massimo. Quindi io ho molto da imparare e non pretendo di sapere quello che sapete voi, perché sono cose molto più grandi di me e della mia conoscenza. Però dico che ci vuole la giusta predisposizione. Siccome io con questa gente ci ho lavorato, ci ho vissuto, mi sono anche scontrato, perché non sempre, mi spiego, va tutto bene, c'è anche chi fa finta di non capire, chi non vuol pagare, e io, siccome faccio il mio lavoro, cerco di farlo bene. Io dico che c'è la possibilità di un'integrazione vera, l'ho vista ad Arzignano, l'ho vista nel Trevigiano, e devo dare atto che mentre qualcuno faceva le polemiche sterili o toglieva le panchine, c'era qualcuno che sotto sotto nel silenzio lavorava, parlo del volontariato, parlo delle parrocchie, che hanno integrato questa gente. Questo è un grande merito storico che deve riconoscere anche un laico come me. Mi permetto di aggiungere che ci sono anche tantissime, a centinaia, associazioni di immigrati che anche loro sono veramente a fianco dell'immigrato proprio per dare una mano a questa così desiderata integrazione. Integrando la domanda, ci sono anche dei legami tra Regione e certe associazioni, cioè c'è un coordinamento. C'è un modo quando io sento certe cose, vede, prima il Veneto era in un primo momento prima i Veneti, e si sostanzia col discorso del recupero di figli di nostri emigranti. Io sono anche favorevole a questo, purché non ci si fermi a questo, purché si riconosca che questo non è un sistema per dire di no a qualcun altro, perché questa gente qua l'abbiamo chiamata noi con le quote, c'è stata una Bossi-Fini di mezzo che in 8 anni non ha risolto il problema, anzi, e quindi bisogna che con una certa umiltà impariamo e capiamo che loro hanno le loro esigenze. Io sono per il rispetto, ma duro, tolleranza zero delle regole. Però se uno sa che quelle sono le regole, rimane nell'ambito delle regole, deve essere accettato e rispettato. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Governatore per un'ora, siamo proprio verso la fine della trasmissione, il nostro incontro con Giuseppe Bortolussi, candidato per la presidenza della Regione dal centro-sinistra. C'è ancora tempo per una domanda brevissima e una risposta altrettanto breve. Cominciamo da Domizzi, così cerchiamo di chiudere, mi raccomando. Sì, allora, emergenza educativa. Oggi non è semplice fare il genitore. Come candidato e come futuro eventuale governatore del Veneto, senza promesse, senza nulla, ma con idee, come pensa di aiutare questi genitori a svolgere questo difficile mestiere appunto dei genitori, con aiuto di corsi, formazione, non solo di soldi, perché evidentemente quelli servono e aiutano tutti quanti gli altri, insomma, ecco. Io credo che non ci voglia la patente per fare i genitori. Ogni genitore è genitore a modo suo e purtroppo si verificano anche casi che non vorrei neanche ricordare, ma credo che l'affetto, l'amore sia la cosa principale come genitore. Io non amo assistenti sociali e cose che insegnano al genitore a fare il genitore, anche se ci sono cose che non vanno e che dobbiamo superare quando avvengono. Per cui io credo che come Regione sia da aiutare più la scuola come sede anche di educazione oltre che di formazione, perché vede, proprio nelle professionali hanno tolto dalla strada tanta di quella gente, hanno questo grande merito, gente che altrimenti sarebbe finita sulla strada. Non c'è stato solo l'aspetto formazione, ma l'aspetto educativo dell'imparare il lavoro. Ecco, bene, adesso la Iaci voleva chiedere ancora una cosa velocissima. Una domanda sulla presenza islamica nel Veneto. Oggi di questi 460.000 ce ne sono almeno 150.000 di fede islamica, sono persone per bene che lavorano, che rispettano le regole di cui faceva accenno prima.
Oggi la domanda di molti musulmani, noi abbiamo diritto ad un luogo di culto dignitoso o è una cosa che non può essere realizzata nel Veneto? Vedi, per me quella volta ha parlato Cacciari, ma l'autorizzazione l'hanno data i miei uffici a Venezia Mestre per il vostro luogo, che era un circolo culturale, non un luogo di culto. Io sono convinto che la cosa migliore sia stata fatta in paesi come la Germania, paesi di grande civiltà, dove addirittura hanno preso contatto con queste comunità e pagano gli insegnanti in maniera che questa cultura uno la possa, ma ci possa essere anche la trasmissione dei valori nostri per una convivenza. Quindi non è solo un discorso, voi potete conservare le vostre tradizioni, la vostra religione, io sono laico, per cui mi va bene, ma ti dirò anche di più, scusami se ti do del tu, è affettuoso, non è mancanza di rispetto, ma mi viene spontaneo, vedi, secondo me voi avete diritto al vostro culto, al vostro coso, nel rispetto però anche delle nostre tradizioni. Gusella, veloci? Sì, per i laureati oggi esistono grossi problemi per le prospettive lavorative. C'è una forte sottoccupazione e la laurea molto spesso non risulta essere un valore aggiunto anche in termini di reddito. Quali sono le prospettive che vuole realizzare in un'ottica di un rapporto sano tra mondo dell'università e mondo del lavoro? Vedi, ti ho detto prima come intendo io l'università e che valore gli attribuisco. Quando a me dicono che nel Veneto ci sono meno laureati di altre regioni, io rispondo che ci sono più iscritti alle scuole di formazione professionale. E così è in Trentino Alto Adige, così è in Val d'Aosta, così è in Friuli. Regioni notoriamente ricche, con un alto reddito e dove, ti cito il caso, la cultura, Friuli, Venezia Giulia e Veneto, non è poca cosa, e anche il rispetto delle tradizioni. Vedi allora che bisogna vedere che lauree sono, perché il discorso del diplomificio non va bene. Se tu guardi al sud, e non è una questione di cosa, però tu guardi al sud, gli iscritti all'università sono molti, gli iscritti alle scuole professionali pochi. Poi succede che un laureato in lettere, un laureato in filosofia, bravissimi, io ne ho anche assunti, per lavori che non sarebbero della loro laurea, della loro specializzazione, però come fanno a trovare lavoro tutti i laureati in giurisprudenza dal momento che noi abbiamo nel solo foro di Roma più avvocati di tutta la Francia? Bisogna anche qui capirci, perché il discorso dell'università è fondamentale se però le risorse non vengono sprecate. Zabeo. Scusa. Lei ha parlato appunto giustamente del valore dell'istruzione professionale. In questa regione in particolare è storica l'importanza che ha avuto. Ora come ora però sono le scuole che soffrono di più la mancanza di fondi e di investimenti. Abbiamo casi dappertutto di terze aree, che sono la base per la specializzazione dell'operaio, che non vengono finanziate, con studenti che devono starsene a casa e scuole che si indebitano. Ora, oltre al fatto anche che gli studenti in stage non hanno effettive tutele perché rischiano di venire sfruttati o di non fare niente. Ora io le chiedo, come Presidente della Regione Veneto, lei come si porrebbe in questo senso? Il mio impegno è perché i bandi siano triennali e si sappia che corsi avviare, con quanti studenti, con che possibilità, cioè la certezza. A volte non è importante che i fondi siano di più, ma sapere che ti puoi programmare, che possono arrivare. Questo vale per le professionali, ma vale anche per l'altra scuola, cioè passare dal contributo al finanziamento. Non ho detto soldi in più, anche se li meriterebbero, perché hanno un moltiplicatore incredibile. Mi spiego, con meno fanno molto di più di quanto fa lo Stato, perché c'è un motore sotto, una specie di volontariato che chi lavora lì ha in mente e quindi andrebbero aiutati solo per questo. Ma ripeto, con delle regole, devono sapere prima a che cosa vanno incontro. Giusto un minuto a testa, proprio domanda-risposta. Mi scuso. Piva. Una regione a misura di famiglia, il manifesto che abbiamo realizzato, che abbiamo presentato, lo sottoscrive Presidente Bortolussi? Sì, dovevo venire al Caffè Pedrocchi a sottoscriverlo il giorno dell'inaugurazione dell'anno accademico, poi le cose sono andate a lungo, ma avevo annunciato che l'avrei firmato e glielo confermo qui. Doria.
Abbiamo parlato prima dei centri Don Vecchi che si rivolgono agli anziani in modeste condizioni economiche che però si trovano in condizioni di autosufficienza. Abbiamo parlato anche della non autosufficienza a favore della quale o a sostegno della quale si è espressa una legge regionale del dicembre dell'anno scorso. Vi è però una vasta categoria di persone anziane che si trovano ai limiti dell'autosufficienza, cioè che hanno necessità di assistenza quotidiana ma che sono ancora in grado di gestire la propria condizione di vita. Qual è il suo progetto nei confronti di questa categoria di persone che comunque necessitano di assistenza? Sebbene l'argomento è molto serio, mi permetta di scherzare. Lei sa che abbiamo fatto le corse in giunta e in consiglio per approvare il Don Vecchi Quater. E io spero che arrivate perlomeno al 24. Mi spiego, e spero che Don Armando Trevigioli viva in altri 150 anni. Vede, ci vuole gente che ha cervello e che ha cuore per fare queste cose. In ogni caso terrò conto proprio della sua segnalazione, perché io non sono un esperto di queste cose, io sono un esperto di economia, di piccola impresa, però questo lo sento come un problema come lo sentono tutti i cittadini, quindi la ringrazio. Siamo veramente alla conclusione. Bertorelli. Un'autorevole ricerca della Bocconi ha dimostrato il rapporto 10 rispetto a 1 investito per le grandi operazioni culturali, 10-1. Spesso queste grandi operazioni culturali sono rette da giovani precari che vengono assolutamente sottopagati. E una delle ultime battaglie in Consiglio regionale, se non vado errato, è stata la riduzione del capitolo di spesa della cultura. Lei, vista la somma di questi problemi, si impegna nella prossima legislatura a prendere in mano questo tema e a dargli una degna soluzione? Io penso, sono convinto che non possa esistere un turismo serio se non c'è la cultura. Tra l'altro noi abbiamo un turismo anche culturale, perché abbiamo l'Arena di Verona, la Fenice, abbiamo la Biennale del Cinema, la Biennale d'Arte, la Biennale Arti Visive, quindi noi abbiamo questo turismo culturale. Bisogna investire di più. E naturalmente, vede, lei mi ha detto una cosa, parolina magica, 1 investito 10, beh, basterebbe si accontentassero di 9, no? E 1 lo dessero a chi lavora, rendere meno precario. Lei sa che le assunzioni sono fatte trimestrali praticamente, forse non si può fare meglio di più. Ci sono anche delle organizzazioni culturali che hanno grossi problemi, parlo per esempio della Fondazione Arena, perché ormai riconosciute, non tutto quel non tutto. Allora guardi, in questo io sono convinto che il nostro turismo abbia come chance, oltre al territorio, oltre l'agroalimentare, abbia senz'altro la sua cultura, perché io sbaglierò. Bortolussi, la devo stoppare, voglio chiudere, questa è davvero l'ultima domanda, non abbiamo quasi tempo, l'ultima domanda la riporto sul mondo del lavoro. Sì, io volevo chiedere, prima ho sentito una serie di pareri sulla scuola, sulla precarietà, su molti avvocati piuttosto di ingegneri. Allora, su questo però, noi abbiamo lanciato anche la certificazione delle competenze. Certo. La Regione cosa può fare? Lei come si può impegnare su lavoratori che attualmente precari cambiano più spesso il posto di lavoro e questo non viene certificato, non viene certificata la competenza che questi hanno all'interno della loro professionalità, del loro bagaglio culturale? Sarei falso se le dicessi che sono d'accordo. Io sono contrario anche all'audit nelle scuole professionali, perché il 40% di spesa è per certificare quello che uno ha imparato. Scusi, non c'è niente di meglio che fargli fare uno stage o mandarlo a lavorare. Il mercato è molto severo in queste cose, mi creda. E quindi, vede, quando uno sa lavorare, un datore di lavoro lo riconosce immediatamente, e con l'andamento demografico di adesso sa che cosa succede? Che quando un datore di lavoro ne trova uno non lo molla neanche se deve indebitarsi per pagarlo. È quello che sta succedendo, per questo il Veneto tiene meglio di altre regioni per quanto riguarda l'occupazione. Quindi non le dico una bugia, le dico che sono convinto che anche nelle scuole professionali spendere il 40% per l'audit, cioè per certificare, sia sbagliato. Siamo davvero arrivati alla conclusione, il tempo è scaduto. Grazie a Giuseppe Bortolussi, grazie ai nostri ospiti. Con Governatore per un'ora, ci rivediamo domani. Arrivederci ai nostri telespettatori.